Il sindaco di Lamezia Mascaro parla della vicenda scioglimento ed è certo che non accadrà, noi siamo scomodi, ha detto, e per questo vorrebbero mandarci via. I lavoratori ex mobilità in deroga che svolgono attività di tirocinio nei comuni da 4 mesi attendono il pagamento dell'indennità. Protesta stamattina alla Cittadella a Catanzaro. Segnali incoraggianti per Mormanno dopo il terremoto di 5 anni fa che ha prodotto danni per oltre 19 milioni di euro con 31 edifici inagibili. Trenitalia aumenta le corse nella tratta Reggio Calabria-Roma. Dal 10 dicembre treno Frecciargento partirà da Roma alle 7:15 e da Reggio per la capitale alle 16:05. Respinto il ricorso del comune di Taurianova verso la decisione assunta dalla Corte dei Conti che ha bocciato il bilancio di riequilibrio di Sesto ad un passo. Per gli inquirenti è un esponente della Cosca Budo Imerti, sequestrati beni per 5 milioni di euro all'imprenditore Domenico Passalacqua. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo con la notizia del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, che dice: sono certo che il comune di Lamezia non sarà commissariato per mafia. Sono certo che la commissione d'accesso non possa aver trovato un atto dell'amministrazione dal quale si possa leggere un condizionamento della criminalità organizzata. Queste le parole del sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro nel corso di una conferenza stampa convocata a seguito della decisione della prefettura di Catanzaro di chiedere lo scioglimento del consiglio comunale della città per infiltrazioni mafiose. Sono un sindaco scomodo, ha detto infine Mascaro, ma sentiamolo ai nostri microfoni. Siamo considerati scomodi, ecco perché vogliono mandarci via, difende a spada tratta il suo operato e quello della giunta Paolo Mascaro, che dopo la proposta di scioglimento del comune di Lamezia, avanzata al Ministero dell'Interno dalla prefettura di Catanzaro per infiltrazioni mafiose, ha convocato una conferenza stampa per spiegare tutto il suo disappunto. Una conferenza stampa per rappresentare quella che è stata l'attività dell'amministrazione di contrasto alla criminalità, di favorire sempre l'applicazione concreta del concetto vero di legalità, di ripristinare le regole della buona amministrazione che erano, a parere del sottoscritto, state ampiamente violate in passato. Il sindaco di Lamezia Terme spiega che non esistono presupposti normativi e giuridici per lo scioglimento del comune ed elenca quanto ha fatto la sua giunta in materia di legalità. Non sono stato assolutamente informato, tuona il primo cittadino, e mi sembra anche impossibile dal punto di vista temporale, in quanto ancora il 3 ottobre la commissione d'accesso richiedeva dei documenti in merito. Mascaro spiega inoltre che il 16 ottobre avrebbe anche inviato una memoria nella quale ha chiesto di essere sentito. Tutto ciò, chiude amaramente il sindaco, non può succedere in uno Stato di diritto. Io ho la certezza assoluta che 2 anni e mezzo di amministrazione dicono che questa è un'amministrazione che ha contrastato con forza la criminalità organizzata. Sappiamo tutti che la mafia e la criminalità organizzata hanno soprattutto la necessità di preservare quello che è il loro cosiddetto prestigio, e ciò che più odiano e più detestano è che beni di loro passata proprietà possano essere utilizzati per fini sociali. La speranza comunque resta quella di non assecondare la volontà del prefetto, visto che in passato ci sono stati casi analoghi. Cambiamo adesso argomento, parliamo della pagina del lavoro, perché appunto i lavoratori di ex mobilità in deroga che svolgono attività di tirocinio nei comuni sono da 4 mesi che attendono il pagamento dell'indennità. Protesta questa mattina alla Cittadella di Catanzaro. Vediamo. Ridateci la nostra dignità, lo hanno scritto a chiare lettere su questo striscione i lavoratori ex mobilità in deroga che questa mattina hanno attuato un sit-in a Catanzaro davanti alla sede della Cittadella regionale. Nella città capoluogo sono giunti da tutta la Calabria, si sentono presi in giro già perché i tirocinanti dall'inizio del progetto ad oggi non hanno visto un euro. Da oltre 4 mesi per loro nessuna indennità. Mi rivolgo alla regione Calabria che di settimana in settimana dice adesso l'INPS nazionale firma la convenzione con il Ministero, ma non è vero nulla. Ad oggi nessuna convenzione è stata firmata. Addirittura hanno fatto partire questi
tirocini in cui la convenzione doveva essere già firmata a febbraio. Tutto quello che è stato scritto nel bando ad oggi non corrisponde al vero. È vergognoso attendere e lo stanno facendo apposta, non vogliono firmarla la convenzione, perché un presidente che ci tiene ai suoi cittadini, ai suoi corregionali, mette il suo bel sedere su un aereo, va a Roma e va a battere i pugni da Poletti che ci ha venduto e va a firmare a forza la convenzione. Perché non è giusto che adesso a novembre c'è gente che finisce il tirocinio, decade la mobilità e va nella disoccupazione e perdiamo ogni diritto. Nei comuni calabresi svolgono servizi di pubblica utilità, ma per loro ancora niente soldi, 800 euro lordi al mese. Noi stiamo facendo un lavoro nero legalizzato perché noi non abbiamo giorni di malattia. A me, se io manco 10 giorni, 15, chi mi paga? Chi mi paga? I contributi previdenziali, chi ce li dà? I tirocinanti sono amareggiati, si sentono traditi dalla politica e anche dai sindacati. CGIL, CISL, UIL, UGL, vergogna! Accanto ai tirocinanti anche alcuni amministratori locali. Grazie a loro noi stiamo facendo determinati lavori grazie a queste persone, quindi il mio augurio è quello che non si deve fermare qui il tirocinio, bensì dovrebbe continuare. E questa era la rabbia dei lavoratori ex mobilità in deroga. Segnali invece incoraggianti arrivano per Mormanno dopo il terremoto che ha colpito 5 anni fa e che ha prodotto danni per oltre 19 milioni di euro con 31 edifici inagibili. Vediamo. La rinascita di Mormanno, questo è il tema di un'iniziativa molto partecipata promossa dall'amministrazione comunale presso il Teatro Cittadino. A 5 anni dal sisma che ha colpito il comune di Mormanno e l'intera area del Pollino, l'appuntamento non è stato solo un momento di ricordo, ma rappresenta un importante punto di partenza per una nuova fase. Dopo la messa in sicurezza di tutti gli edifici, sia pubblici che privati, è arrivato il momento della ricostruzione. Ci sono stati lavori che sono stati portati a compimento rapidamente grazie all'attività delle amministrazioni locali, a partire da quella di Mormanno e dei comuni vicini. Adesso le residue somme che rimangono sono proprio somme che sono necessarie per portare a compimento l'opera di ricostruzione che ancora non è stata portata a buon fine proprio per lungaggini burocratiche e procedurali. Noi per questo abbiamo voluto imprimere, proprio recuperando attraverso una ricognizione queste risorse, la necessaria accelerazione che appunto dopo 5 anni è doverosa. Questo è un giorno in cui si toccano con mano interventi di carattere strutturale. C'è stata la fase in questi anni della messa in sicurezza degli edifici, oggi parte la ricostruzione. La Regione Calabria trasferirà i fondi ricevuti dal Dipartimento di Protezione Civile direttamente ai comuni. Abbiamo avuto una regione che devo dire anche nella fase precedente, perché sono 5 anni, quindi c'era anche una precedente gestione di governo regionale, ma sia la precedente che l'attuale fase di governo di questa nostra regione ha accompagnato il comune di Mormanno e gli altri comuni del Pollino con un'azione molto positiva e stasera qui il Presidente ha portato il decreto che di fatto trasferisce queste risorse, quasi 11-12 milioni di euro ai comuni del sisma del Pollino, oltre l'80% al comune di Mormanno, dove peraltro ci sono i segni maggiori di quello che accadde in quella drammatica notte. I danni del sisma di quel terribile 26 ottobre 2012 furono enormi e stimati in 19 milioni di euro, 72 gli edifici danneggiati, di cui 31 dichiarati inagibili. Oggi sono stati messi tutti in sicurezza e anche le attività nel settore turistico ed agroalimentare sono in forte ripresa. Dopo un lungo e faticoso cammino, i comuni del Pollino vedono aprirsi una nuova fase di sviluppo e da Mormanno parte una bella pagina di storia per tutta la Calabria. E adesso la cronaca per gli inquirenti e un esponente della cosca Budo Imerti, sequestrati beni per ben 5 milioni di euro all'imprenditore reggino Domenico Passalacqua. Vediamo.
Una barca a motore da 8 metri, una Porsche Carrera, un panificio a Villa San Giovanni, ancora quote di partecipazione relative a 2 società di capitali operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e della ristorazione anche a bordo dei traghetti privati per Messina, 13 beni immobili tra ville, appartamenti, attici e terreni e disponibilità finanziarie. Sono i beni per un valore complessivo di 5 milioni e mezzo di euro confiscati dalla DIA di Reggio Calabria ad un noto imprenditore del settore della ristorazione tenuto vicino alla cosca Buda Imerti, egemone a Villa San Giovanni e Fiumara di Muro. Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria e ha riguardato il patrimonio aziendale e personale di Domenico Passalacqua, 66 anni. Gli inquirenti hanno accertato un'evidente sproporzione fra i beni posseduti e i redditi dichiarati dall'imprenditore già coinvolto nel processo Meta e condannato in appello a 11 anni per associazione di stampo mafioso e turbativa d'asta. Nel 2015 il Tribunale di Reggio Calabria aveva già disposto il sequestro di beni personali e aziendali per un valore di circa 5 milioni e 300 mila euro. Oggi dunque è scattata la confisca. Secondo i magistrati l'imprenditore avrebbe accumulato l'ingente patrimonio grazie ai suoi legami con la cosca. A Passalacqua è stata anche inflitta la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e 6 mesi. Restiamo nel Reggino, andiamo però nel comune di Taurianova verso il dissesto, respinto dalla Corte dei Conti il ricorso presentato contro la bocciatura del riequilibrio di bilancio. Il sindaco Scionti, in attesa di conoscere le motivazioni della Corte, parla delle responsabilità di chi lo ha preceduto. Vediamo. La notizia era trapelata già da qualche giorno, ma nella mattinata di ieri ha ricevuto l'ufficialità. Il comune di Taurianova si dirige verso il dissesto finanziario. La Corte dei Conti ha infatti rigettato il ricorso presentato dagli esponenti di governo cittadino in merito alla bocciatura del piano di riequilibrio finanziario. Ed è proprio Scionti a parlare del responso della Corte dei Conti, nonostante l'apprezzamento per i risultati ottenuti dal comune di Taurianova negli ultimi 3 anni, scrive in una nota ufficiale sulla via del risanamento e del riequilibrio di bilancio, i giudici contabili delle sezioni riunite della Corte dei Conti non hanno accolto il ricorso. L'infuocato confronto politico degli ultimi giorni, culminato con una seduta incandescente del civico consesso andato in scena nella giornata di lunedì, non accenna a spegnersi in virtù delle spiegazioni di Scionti sui motivi che hanno portato alla bocciatura del ricorso, con quest'ultimo che lancia pesanti bordate ai colleghi dei banchi della minoranza e più in generale a tutto l'universo politico che ha caratterizzato la recente storia. In attesa di conoscere le motivazioni del respingimento del ricorso, aggiunge il sindaco, riteniamo che abbia avuto un ruolo determinante sul giudizio della Corte dei Conti l'eredità lasciata dalle precedenti gestioni dell'ente, quando, diversamente da quanto fatto da questa amministrazione, vi è stata minore attenzione verso le esigenze di equilibrio contabile e di bilancio e in molte occasioni un vero e proprio sperpero delle risorse. E adesso parliamo della Calabria, che ha perso ben 41 milioni di euro comunitari, una cifra che si riferisce al Fondo Sociale Europeo. A dirlo nero su bianco, nei giorni scorsi è stata la Corte dei Conti che ha redatto il giudizio della magistratura contabile sul rendiconto regionale del 2016. È stata anche l'occasione per evidenziare la carenza di progettualità e l'incapacità nell'incrementare la spesa. Vediamo. Sono ancora una volta i fondi comunitari, le criticità su cui la Corte dei Conti sferza la Regione nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Secondo il procuratore generale Rossella Scerbo, il giudizio di palese difficoltà della Regione a sfruttare appieno le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea appare pienamente fondato, considerato che sulla FSE si è registrata una perdita di quasi 42 milioni di euro che non ha consentito la chiusura del programma al 100%. Un lusso che una regione come la Calabria non può permettersi. Da qui la proposta della CISL di chiedere la convocazione di un tavolo del partenariato economico-sociale. Noi abbiamo la necessità che, proprio partendo dalle fallimentari esperienze del passato, riteniamo che questa volta con la 1420 non si possa più sbagliare. Non solo bisogna spendere tutte le risorse, ma bisogna spenderle bene, proprio per favorire processi veri, concreti di crescita e di sviluppo dei nostri territori.
lavori. Bene ha fatto la Corte dei Conti a segnalare ritardi ed inadempienze, e noi, proprio perché tutto questo non si possa e non si debba ripetere, stiamo chiedendo alla Presidente della Giunta regionale e all'autorità di gestione di convocare al più presto il partenariato economico e sociale calabrese, perché riteniamo che ci sia bisogno di un maggior protagonismo di tutti i soggetti economici, sociali, politici e istituzionali per permettere appunto che il Por Calabria possa dispiegare al massimo i propri effetti. Non può essere uno strumento così complesso e così importante essere gestito nelle stanze chiuse di qualche ufficio regionale. Adesso vediamo il nostro diario di bordo. Buone notizie per i lavoratori della Fondazione Terina. Il Consiglio regionale ha stanziato la somma necessaria per pagare gli stipendi. La buona notizia si estende anche ai consorzi di bonifica. Anche qui soldi in arrivo. Sarebbe interessante sapere il perché la regione non utilizza tutte le attrezzature di cui dispone la Terina. Se messe in circuito, tornerebbero utili all'agricoltura calabrese. Un mistero, ma è così. A Catanzaro il tribunale ha emesso la sentenza per il fallimento della vecchia società calcistica. Unico condannato l'ex presidente Claudio Parente, la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, assolti con formula piena gli altri 5 imputati. A Crotone Forza Italia nutre dubbi sul progetto di rilancio dell'aeroporto Sant'Anna. I coordinatori del partito paventano l'ombra della propaganda elettorale nell'improvviso interessamento. Brutta notizia per il comune di Vibo, su cui gravita un peso debitorio di 30 milioni di euro. Ciò significa che se non dovesse essere imboccata la strada del risanamento, il municipio potrebbe scivolare nel baratro del dissesto. Spostiamoci adesso a Gioia Tauro, perché alcune associazioni chiedono la chiusura dell'impianto di depurazione, ne denunciano la cattiva gestione e segnalano la fuoriuscita di esalazioni nocive. Le associazioni e i movimenti cittadini della piana di Gioia Tauro hanno inviato un documento alla Regione Calabria per richiedere che venga revocata l'autorizzazione alla società che gestisce l'impianto consortile di depurazione IAM. I firmatari del documento sono stati l'Associazione Ambientale Iride di Gioia Tauro, il Comitato 7 Agosto di San Ferdinando, il Comitato Quartiere Fiume di Gioia Tauro, il Movimento 14 Luglio di Nicotera, l'Associazione Rinascita per Cinque Frondi, l'Associazione Un'altra Storia di Palme e l'Associazione Nicotera Nostra. Il documento, che richiede l'estremo provvedimento inibitorio in termini di sanzioni ai sensi del decreto legislativo del 2006, è stato inoltrato anche al Dipartimento regionale per l'ambiente, competente per la revoca dell'AIA, al governatore Mario Oliverio. Per ciò che riguarda la gestione del mega impianto consortile di depurazione nato per servire solamente i comuni della piana di Gioia Tauro e oggi esteso anche al mercato del percolato proveniente da mezzo sud Italia, la DDA Regina avrebbe documentato come gli amministratori e i gestori dell'impianto di depurazione gioiese, al fine di risparmiare sugli onerosi costi di smaltimento, si siano disfatti di ingenti quantitativi di rifiuti in maniera illecita attraverso il conferimento di fanghi di depurazione provenienti da impianti di tipo biologico e industriale per la produzione di compost per usi agronomici. In particolare, parti di questi fanghi di depurazione sarebbero stati trasferiti illecitamente col cambio del codice di identificazione del rifiuto anche ad una ditta che opera nel territorio della zona industriale di San Ferdinando, la quale risulta ad oggi essere sotto sequestro e il cui amministratore è indagato per concorso in traffico illecito di rifiuti. E adesso è il momento dei nostri 100 secondi di cronaca. Vediamo. Non ce l'ha fatta il ciclista investito questa mattina sulla statale 18 ad Amantea nel Cosentino. L'uomo, 69 anni, è stato travolto da un camion mentre a bordo della bici transitava sulla strada tirrenica. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine ha attivato l'elisoccorso. Il 69enne è morto durante il trasporto all'Annunziata. Si è qualificato come operatore dell'Enel con la scusa di comunicare l'esistenza di un credito riuscito ad entrare in casa di un'anziana derubandola di 1.000 euro in contanti. Il fatto è accaduto a Mesoraca, nel Crotonese, indagano i carabinieri.
Danneggiato la notte scorsa ad Isola Caporizzuto l'istituto comprensivo Carol Wojtyla. Gli autori del raid, dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme e di videosorveglianza dell'edificio, hanno danneggiato gli arredi e le attrezzature per la scuola. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Rubava pacchi e lettere non tracciabili per poi aprirle e appropriarsi del contenuto. Un dipendente del centro meccanizzazione delle poste di Lamezia Terme è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre era intento a scartare i pacchi sigillati e muniti di mittente. La refurtiva è stata recuperata e sarà recapitata agli ignari destinatari. È accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale con l'aggravante di avere commesso il fatto anche davanti ai figli minori. Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Laureana di Borrello, ricostruito un quadro di maltrattamenti iniziati nel 2010 con minacce e botte nei confronti della donna. Restiamo nel Regino, un'altra notizia di cronaca dove i carabinieri hanno arrestato a 5 frondi in provincia di Reggio Calabria 2 persone di 32 e 69 anni, entrambi di Corigliano Calabro, con precedenti penali con l'accusa di spendita e di introduzione di monete falsificate. I 2 sono stati bloccati poco dopo che avevano effettuato un acquisto utilizzando una banconota falsa da 100 euro. E Reggio Calabria più vicina a Roma, 2 treni Frecciargento collegheranno la città dello Stretto alla capitale. L'accordo fra Regione e Trenitalia è il primo passo per collegamenti veloci fra la Calabria e il resto dell'Italia. Vediamo. Solo qualche giorno fa il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, giunto in Calabria in treno, ha verificato quanto sul fronte dei collegamenti la regione, sono parole sue, sia indietro. Non ha scoperto nulla di nuovo, i calabresi lo sanno da sempre. In queste ore, in una conferenza stampa di Regione Trenitalia, emerge un fatto concreto. Finalmente ci sarà da Reggio un collegamento veloce verso Roma. Una nuova offerta che si raddoppia per quanto riguarda il segmento Frecciargento, quindi un collegamento Roma-Reggio Calabria in partenza il mattino da Roma e un collegamento Reggio Calabria-Roma in partenza il pomeriggio da Reggio Calabria, quindi un completamento dell'offerta che nasce andando a cogliere, questo è l'obiettivo e l'auspicio, le esigenze di mobilità lunga percorrenza della Calabria, anche attraverso un'interlocuzione molto proficua, seria e utile per noi con la Regione. Un risultato importante, ma come funzionerà? Un servizio a mercato, quindi un servizio che si regge da sé, si reggerà sulla risposta che il territorio riesce a dare a questo nuovo servizio che raddoppia, ripeto, i collegamenti veloci tra la capitale e la Calabria. Lo sviluppo di un territorio ha bisogno di una rete di collegamenti che funzioni. La sinergia tra Regione e Trenitalia è strategica per incentivare la mobilità veloce interregionale. Nel corso dell'incontro con i giornalisti annunciati interventi anche sulla rete ferroviaria interna ferma ai tempi di Cavour. E si chiamano REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e sostituiscono gli ospedali psichiatrici giudiziari. In vigore da poco più di un anno, il sistema che dovrebbe favorire la riabilitazione dei detenuti con problemi mentali presenta ancora delle criticità. Se ne è parlato a Cosenza. Gianluca Pasqua, sentiamo. Il passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS non è ancora completo, ma a poco più di un anno dall'apertura delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza è il momento di valutare l'impatto che le nuove strutture hanno avuto sul sistema che si occupa dei detenuti con problemi psichiatrici. È il tentativo del superamento degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che insomma tenevano dentro dei malati mentali e nello stesso tempo dei detenuti. Questo superamento, voluto dalla legge che ha chiuso gli OPG e ha istituito le REMS, ha bisogno di un confronto tra le esperienze, di fare il punto della situazione, ed ecco perché il Delfino, il Centro di Solidarietà Il Delfino, ha voluto organizzare questo convegno, un po' sentire l'andamento degli sviluppi di questa legge e un po' mettere a confronto le esperienze.
In Calabria è attiva a ottobre 2016 la REMS di Santa Sofia de Piro, che accoglie 20 pazienti. Il nuovo corso di riabilitazione psichiatrica prevede un percorso specifico e personalizzato per ogni ospite della REMS e altre importanti misure a tutela del paziente. Un passo avanti rispetto al passato, ma ci sono ancora alcune criticità nel sistema da risolvere. La strada da fare è ancora tanta, soprattutto il discorso dei rapporti e del lavoro a rete, perché gli attori sono chi gestisce, come nel nostro caso, la nostra REMS Santa Sofia de Piro, che è il Delfino, ma anche la magistratura di sorveglianza e l'azienda sanitaria. Ci dobbiamo parlare un po' di più e lavorare meglio insieme. In Calabria sembra imminente l'apertura di una nuova REMS, altri posti a disposizione, ma basteranno a sfoltire le lunghe liste d'attesa? Stamattina si diceva che c'è una lista d'attesa che addirittura arriva alla metà degli ospiti di tutte le REMS in Italia. E questa è una criticità insieme a quella normalmente accettata, che è quella di operatori che stanno a poco alla volta prendendo dimestichezza con questo lavoro che è straordinariamente nuovo. Ed in chiusura, prima di dare un'occhiata al meteo, c'è un appuntamento domani sabato 28 ottobre, la luna si troverà al primo quarto, che è la condizione migliore per osservarla. A tal proposito il liceo scientifico Scorza di Cosenza, in sinergia con NASA, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e Unione Astrofili Italiani, presenteranno la Notte della Luna, che si svolgerà dalle 19:30 alle 22 presso le strutture del liceo cosentino su Viale Giacomo Mancini, tramite un telescopio da 8 pollici e focale 2000 mm messo a disposizione proprio dalla scuola Scorza. Si potrà visionare la luna. La serata sarà anche allietata da iniziative culturali preparate dagli studenti con l'aiuto dei professori. Adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Nelle prossime ore avremo ancora condizioni di tempo stabile, poi tra domenica e lunedì assisteremo ad un nuovo debole peggioramento sospinto da correnti settentrionali. Andiamo a vedere quindi le mappe in dettaglio. Domani possibili piovaschi interesseranno l'Aspromonte, altrove sereno poco nuvoloso. Temperature in graduale calo. Andiamo ad analizzare ora invece il comportamento di mari e venti. Domani motondosi in aumento con mari che diverranno mossi, localmente agitato lo Ionio. I venti torneranno a spirare da tramontana, moderati o forti. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito internet www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Bene, è tutto, io mi fermo qui, ringrazio Michele Cava in regia e Giuseppe Costanzo in messa in onda e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.